La Giunta ha presentato oggi un bilancio solo autocelebrativo. L'attacco all'esecutivo di Ca' Farsetti da parte dell'opposizione con il segretario del Partito Democratico di Venezia, nonché consigliere comunale Monica Sambo, dito puntato sulla descrizione di un bilancio, a suo dire, surreale, con la Giunta rea di non essere stata in grado di ripensare ad un'accoglienza da overbooking, al pari delle misure contro degrado e sicurezza. Che avrebbero bisogno di maggiori investimenti sia per quanto riguarda i vigili di quartiere, ma anche per quanto riguarda il sociale, Quindi le inadeguate politiche ambientali. dove oltre alla questione relativa alla qualità dell'aria, che è purtroppo sempre in peggioramento, abbiamo anche il problema di un grandissimo consumo di suolo, come denunciato dall'ISPRA. E la poca attenzione ai più deboli, prosegue. Questa amministrazione non è riuscita a trovare solo 600.000 euro che avrebbe esentato coloro che sono sotto la soglia di povertà dal pagamento dell'IRPEF comunale, però è riuscita a trovare milioni di euro per il salone nautico e circa 300 milioni di euro per palazzetto e stadio. Giunta che non rappresenta un esempio di qualità della vita e del lavoro, conclude la Sambo. In questi anni, oltre a tante parole, di sviluppo, ad esempio a partire da Porto Marghera o a situazioni che non riguardino solo la monocultura turistica, non si è visto assolutamente niente.